ben ritrovati dunque gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto. Torna la Voce del Friuli in versione regolare per quanto riguarda Video Regione 1 con l'approfondimento. Iniziamo dunque a capire, a conoscere un po' quello che sta succedendo in Friuli Venezia Giulia nell'ambito politico, perché come sapete insomma sia a destra che a manca tutto va bene, tutto funziona, ma poi quando vai a scavare con la pala nel sottosuolo, ai noi, vediamo cose magmatiche in un certo senso che si stanno, come si dice, muovendo in attesa di esplodere al momento e al posto giusto. Abbiamo dato a trovarci in studio Lauretta Juretic, che è consigliera comunale alla Tisana, nonché importante personaggio di Forza Italia per quanto riguarda la bassa friulana, o quella che viene oggi chiamata Riviera Friulana. Allora, Juretic, Forza Italia che si sta muovendo, sentiamo tante cose, però qualcuno dice come Tunisi non pervenuta, è così? Ma Forza Italia sta subendo, inutile nasconderlo, un momento di crisi che sembra un po' recuperare il nostro grande vecchio, che quando scende in campo recupera sempre punti, ma va da sé che Forza Italia non è soltanto Silvio Berlusconi, e anche tanti amministratori che io continuo a dire sono il vero patrimonio di Forza Italia, e quindi bisogna lavorare diversamente, bisogna lavorare di più, bisogna darsi da fare, bisogna riprendere quel contatto con la gente che hanno saputo fare ad esempio le forze populiste cosiddette, che non è un dispregiativo, ma appunto sono populiste perché sono la pancia delle persone, della gente, e quindi è giusto essere in momenti storici delicati pancia delle persone, anche se mantenendo il tuo ideale liberal popolare. Allora, in questo momento si sente parlare, a me dispiace che all'interno di Forza Italia ci sia, no, questa spaccatura tra pro e contro Salvini, e non va bene nei metodi. Santo Dio, abbiamo finalmente il centrodestra, ha un leader che è così deciso, che ha adottato, per quanto riguarda il tema dell'immigrazione, la cosiddetta linea dura, nei confronti della quale noi non possiamo essere contrari, perché è la linea che noi di centrodestra avevamo. Quindi Salvini fa bene ad avere questa linea dura, perché anche in questo frangente, avete visto le ultime vicende, ha messo in luce che cosa? Prima di tutto l'indifferenza di tutti gli stati europei, e li ha costretti a prendere posizione. Poi ha messo in luce anche, ha smascherato più che ha messo in luce le ONG, che non sempre sono nutrite di valori e di ideali nobili, mi sembra. E poi anche, diciamolo, che la cosiddetta linea morbida, la linea della conciliazione, della mediazione, che è stata adoperata dai governi precedenti, non è che abbia portato a casa tanti risultati, e quindi in questo momento noi dobbiamo essere uniti e compatti e sostenere la linea del rigore di Salvini, perché altrimenti finiremo per fare gli interessi di quelli che vogliono che cosa? Che l'Italia sia debole, che l'Italia sia divisa, che l'Italia sia il campo profughi dell'Europa, e invece non è così che deve andare. Ricordiamo che in questo momento anche le ONG, ecco, gli tanti operatori di pace, le cooperative hanno dimostrato di essere in combutta con questi spregevoli trafficanti di uomini che vengono riversati sulle coste italiane e che vengono regalati al mercato nero e allo sfruttamento. Bene, dobbiamo dire basta a questa vergognosa tratta dei negri del terzo millennio. Noi dobbiamo, anche come Forza Italia, insieme a Salvini, alzare la testa orgogliosamente e riprendere e avere la regia di una intelligente politica mediterranea, promuovere tutta una serie di politiche socio-economiche, di sviluppo
socio-economico là nei paesi africani sotto la nostra regia, come noi lo sappiamo fare, e quindi inutile stare lì a dividerci tra buoni e cattivi, pro o contro Salvini, non va bene. Però non va bene. La domanda nasce spontanea, no? Nel senso che in questi ultimi periodi, da quando c'è la nuova legislatura in Friuli Venezia Giulia, Forza Italia de facto è un partito di maggioranza, ma de jure non esiste più, perché vediamo sia a livello di regione sia negli altri consigli comunali c'è un'esplosione di consiglieri, nel senso che addio, è imploso internamente, però poi piano piano c'è una sorta di passaggio continuo in altri movimenti politici, e dunque lei mi dirà, ma no, ma noi siamo ancora il secondo partito di riferimento, ma, cioè, mi chieda quanti sono i consiglieri, quanto conta oggi onestamente Forza Italia nell'assetto istituzionale in Friuli Venezia Giulia all'interno della maggioranza di centrodestra. Ma guardi, quello che lei dice in parte è vero, che ci siano queste frammentazioni e questa anche demotivazione, ma noi siamo nella fase del recupero. Poi non dimentichiamo che siamo sempre il 12%, cioè anche le ultime elezioni, anche la Tisana ha registrato il 12%, e quindi è vero che nascono nuovi partiti, no? Come quello del progetto FUVG in questo momento, io lo nomino, non è che abbia timore, perché giustamente come fine l'onorevole Sarro si è proposto di superare Forza Italia viste le debolezze del momento, ma non è così. Io continuo a dire che il 12% alla Tisana, ma anche il 14% a livello regionale è un bellissimo dato, e che io spero adesso alle europee venga riconfermato perlomeno al 12%. Una forza del 12% non è una forza insignificante, e poi ricordiamo che è una forza liberal popolare, è la forza dei moderati, perché prima o dopo... Sì, ma non è che mi permetta sì. Iuretti, sì. Perché i numeri sono numeri, come si dice, sì. chiacchiere sono chiacchiere, ma il fatto che stiano nascendo questi nuovi progetti politici, che tutto sommato non sono altro che progetti politici di persone che hanno fatto parte fino a ieri a Forza Italia, dunque dico, non è che sono andati via, non so, dalla Lega piuttosto che dall'Alleanza Nazionale o dai 5 Stelle, cioè si parla di progetti politici che nascono dalle ceneri di Forza Italia fino a prova contraria, cioè mentre Forza Italia continua a lordarsi in un certo senso dicendo noi siamo al 12%, no, adesso il Cavaliere torna in campo e sfiderà tutti e ribalterà risultati eccetera, dall'altra parte c'è invece chi sta lavorando bene o male, più bene in questo caso, che 4-4 vi sta, come si dice, uccellando, mi sia consentito il termine, tutto l'orto a disposizione. Ma guardi, le persone che si iscrivono in questi partiti sono quelle persone che non hanno spazio in Forza Italia, e poi sono gli opportunisti del momento, siccome vedono quando nei momenti di difficoltà sappiamo bene i primi a saltare, a fare il salto della cosiddetta quaglia, chi sono? Sono quelli che vogliono un posto al sole e un'altra formazione, quindi io non dispererei, perché quelli che abbandonano la nave sono proprio quelli più opportunisti, quelli camaleontici, quelli abituati insomma ad ondeggiare da una parte all'altra. Il problema è che noi non dobbiamo temere gli altri, e se gli altri movimenti ci superano vuol dire che ci meritiamo il superamento. Noi abbiamo la nostra ideologia, idealità più che ideologia, perché le ideologie ormai sono morte, ben vengano, ecco, che sono proprio quelle dei moderati. Noi siamo dei liberalisti, liberisti, siamo dei garantisti, abbiamo dei riformisti, quindi prima o dopo questa bolla populistica esploderà, ed ecco che i moderati, non dimentichiamo che la maggior parte degli italiani sono moderati, e chi sono i moderati? Non sono quelli che non vogliono cambiare, al contrario, sono quelli che vogliono cambiare le cose, ma con riforme in maniera graduale, in maniera intelligente, senza rivoluzioni.
posizioni, e la maggior parte degli italiani si identifica nei moderati, e per quello che i moderati devono essere pronti, perché prima o dopo questa bolla speculativa del populismo e della demagogia e degli slogan semplici imploderà, ed ecco che i moderati con le loro riforme strutturali, con il loro pensiero non debole come gli altri ma profondo, devono intervenire e continuare il loro lavoro. Io credo in questa forza, ma dobbiamo darci da fare, dobbiamo tutti insieme lavorare e confidare in quel patrimonio amministrativo che noi abbiamo e molte volte è oscurato e non messo in luce. Bene, questo mi piace perché si vede che non sanno bene lavorare nella comunicazione Forza Italia, ma in passato si parlava addirittura di editi bulgari. Insomma. È vero. Succede, il tempo cambia, il mondo gira, a volte anche la rovescia. E secondo me invece, anche secondo il mio reuma preferito, ci saranno ulteriori sorprese, perché la diaspora iniziata, secondo, ripeto, il mio reuma preferito, non finirà qui. Come diceva il grande e indimenticato Corrado, non finisce qui. E infatti non finisce qui nemmeno la voce del Friuli, perché oggi, per via del tutto eccezionale, lanciamo il video giornale e poi ritorneremo in studio con il secondo ospite.